Penultimo giorno del Papa in Africa del Sud. Alle Mauritius Francesco ha parlato di giovani ed evangelizzazione. Non lasciamoci rubare il volto giovane della Chiesa e della società, ha esortato invitando ad essere cristiani gioiosi. Il Papa ha salutato il Madagascar invitando a non chiudersi nel proprio piccolo mondo ma ad aprirsi ai fratelli. Toccante la visita ad Akamazoa, città dell'amicizia, esempio di solidarietà e carità evangelica verso gli ultimi. Maria, sia regina di ogni cuore e della nostra comunità diocesana. L'invito del Vescovo nel 250° anniversario dell'incoronazione dell'icona di Nostra Signora dell'Orto. Continua la pulizia e l'ispezione dei canali di scolo ad opera del Comune di Chiavari e di Iren. Riscontrate 2 problematiche strutturali che provocano gli allagamenti durante le grandi piogge. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13, sesto e penultimo giorno del 31° viaggio apostolico di Papa Francesco, che questa mattina ha lasciato il Madagascar e è arrivato nella capitale della Repubblica di Mauritius, Port Louis. Ad accoglierlo il primo ministro con la consorte e il cardinale Piat. Un'accoglienza calorosa per il pontefice nonostante la pioggia e il forte vento. 2 bambini hanno offerto un omaggio floreale e dopo il saluto con le autorità civili e religiose, Francesco si è diretto al monumento di Maria Regina della Pace, dove è stato accolto dal parroco del santuario e dal sindaco della città. Celebrando qui la messa, Francesco ha parlato di giovani ed evangelizzazione. L'esortazione alla Chiesa, al di là delle sicurezze mondane di oggi, è ad aiutare i ragazzi a vivere concretamente le beatitudini e a trovare la loro felicità in Gesù attraverso progetti di vita cristiana realizzati con gioia. Non lasciamoci rubare, ha detto, il volto giovane della Chiesa e della società. E ora facciamo un passo indietro perché ieri Francesco ha vissuto l'ultima giornata del suo viaggio apostolico in Madagascar. Al mattino ha presieduto la messa al campo diocesano alla periferia di Antananarivo. Quasi 1 milione di persone hanno preso parte alla celebrazione, durante la quale è risuonata forte l'esortazione del Papa a non chiudersi nel proprio piccolo mondo, nel proprio clan o nelle ingannevoli sicurezze del denaro e del potere, ma ad aprirsi agli altri per gustare la vita nuova. Il servizio di Radio Vaticana. Lo hanno atteso tutta la notte in questa immensa distesa di terra rossa, al campo diocesano alla periferia di Antananarivo, strette una accanto all'altra, circa 1 milione di persone hanno sfidato il forte vento e sono venute per abbracciare Papa Francesco. A loro il Papa rivolge quello stesso invito che Gesù lanciò alla folla e ad ogni uomo: non chiudersi nel proprio piccolo mondo, fatto di famiglia, clan, legami di sangue che portano poi a favoritismi e corruzione, né nella ricerca del potere o del denaro, ingannevoli sicurezze, ma ad alzare lo sguardo e aprirsi ai fratelli, tendendo loro la mano. Guardiamoci intorno. Quanti uomini e donne, giovani, bambini, soffrono e sono totalmente privi di tutto. Questo non fa parte del piano di Dio. Quanto è urgente questo invito di Gesù a morire alle nostre chiusure, ai nostri orgogliosi individualismi, per lasciare che lo spirito di fraternità, che promana dal costato aperto di Cristo, da dove nasciamo come famiglia di Dio, trionfi e ciascuno possa sentirsi amato perché compreso, accettato e apprezzato nella sua dignità. Il Signore vuole infatti liberare l'uomo da una delle peggiori schiavitù, il vivere per se stessi, diventando alla fine lamentosi e risentiti. Dio per noi invece vuole una vita piena. Le esigenze che Gesù indica cessano di essere pesanti, sottolinea Francesco, proprio quando si inizia a gustare la gioia della vita nuova che nasce dall'incontro con Lui. Quindi all'Angelus l'ultimo pensiero è per Maria. Ed ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Santa nel giorno in cui ricordiamo la sua nascita, aurora di salvezza per l'umanità. Maria Immacolata, che voi amate e venerate come vostra madre e patrona, accompagni sempre il cammino del Madagascar nella pace e nella speranza.
Nel pomeriggio poi il Papa ha fatto visita ad Acamasoa, città dell'amicizia, esempio di solidarietà e carità evangelica verso gli ultimi. Il progetto è nato 30 anni fa dal missionario argentino padre Pedro Opeka per dare un tetto ai più poveri. Le vostre grida, ha detto il pontefice, si sono trasformate in canti di speranza per voi e per tutti quelli che vi guardano. Dopo la preghiera di Francesco per i lavoratori che lo stesso ha pronunciato in una cava di pietra in cui ha incontrato gli operai. In Madagascar il Papa visita Acamasoa, esempio di solidarietà e carità evangelica verso gli ultimi. Il progetto nasce 30 anni fa dal missionario argentino padre Pedro Opeka per dare un tetto ai più poveri. Le vostre grida, dice il pontefice, si sono trasformate in canti di speranza per voi e per tutti quelli che vi guardano. Francesco poi passa in rassegna 3 punti fondamentali per liberare gli ultimi dalla morsa della povertà assoluta: la fede, il senso di famiglia e di comunità e l'educazione ai valori. Poi il messaggio ai giovani con un invito particolare. Non arrendetevi mai davanti agli effetti nefasti della povertà. Non cedete mai alla tentazione della vita facile o del ripiegarvi su voi stessi. Lasciate sbocciare in voi i doni che il Signore vi ha fatto. Chiedetegli di aiutarvi e mettervi generosamente al servizio dei vostri fratelli e sorelle. Così Acamasoa non sarà soltanto un esempio per le generazioni future, ma soprattutto il punto di partenza di un'opera ispirata da Dio che troverà il suo pieno sviluppo nella misura in cui continuerà a testimoniare l'amore alle generazioni presenti e future. Infine la preghiera di Papa Francesco perché l'impegno contro la povertà e l'esclusione sociale si estenda all'intero Madagascar e in altre parti del mondo, partendo dalla fiducia, dall'educazione, dal lavoro e dall'impegno che, conclude, sono sempre indispensabili per la dignità della persona umana. Nella cava di pietra su cui si apre il cantiere visitato da Francesco lavorano circa 700 operai. L'accoglienza è carica di entusiasmo. Una lavoratrice lo saluta. Il nostro stipendio è poca cosa, dice, ma siamo felici di avere un lavoro. Non dimenticheremo mai la sua visita. Poi il Papa legge la preghiera per loro e per i lavoratori del Madagascar, per gli imprenditori e gli insegnanti e per i disoccupati. Ognuno conosca la gioia e la dignità di guadagnarsi il pane per portarlo a casa e mantenere i suoi cari. Nell'ultima tappa del suo viaggio in Madagascar, Papa Francesco ha incontrato sacerdoti, religiosi e religiose, consacrati e seminaristi, invitandoli a non lasciarsi rubare la gioia missionaria. Non passate ore a parlare di successi o fallimenti, ma combattete il male nel nome di Gesù. Beati voi, beata Chiesa dei poveri e per i poveri. Sono le ultime parole pubbliche del pontefice in Madagascar, perché vive impregnata del suo profumo del Signore. Vive gioiosa annunciando la buona notizia agli scartati della terra, a quelli che sono i favoriti di Dio. Possiate continuare, è stato dunque il suo augurio finale, ad essere segno della presenza viva del Signore in mezzo a noi. Per problemi di salute. E prosegue poi oggi la giornata di Papa Francesco alle isole Mauritius. Dopo il pranzo con i vescovi, il pontefice visiterà alle 14:30 ora italiana il santuario di Père-Laval, a cui seguirà la visita di cortesia al Presidente al Palazzo Presidenziale. Qui si svolgerà l'incontro con il Primo Ministro, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Alle 15:30 ora italiana la cerimonia di congedo all'aeroporto di Port Louis per il ritorno in Madagascar, da dove Francesco ripartirà poi domani mattina per fare ritorno nella città del Vaticano. Tutti questi momenti saranno trasmessi in diretta su Telepace 1 al canale 15. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica della Natività di Maria, ricordando il 250° anniversario dall'incoronazione dell'icona della Vergine e del Bambino benedicente. Dal Vescovo un invito a riconoscere Maria come regina di ogni cuore e della nostra comunità diocesana. Era l'8 settembre del 1769 quando l'icona di Nostra Signora dell'Orto venne incoronata. La celebrazione, presieduta dall'allora arcivescovo di Genova Giovanni Lercari, venne suggellata dal suono di tutte le campane della città e dalla sparata a salve dalla sommità del castello.
La corona, sistemata sul capo della Vergine e del Bambino, venne concessa dal Capitolo Vaticano su richiesta corale della Reggenza del Santuario, del Senato della Repubblica e dell'Autorità Civica di Chiavari, e corale fu la partecipazione al gesto, preceduto da 8 giorni di preparazione. Monsignor Alberto Tanasini ha ripercorso brevemente quella giornata, celebrando l'Eucarestia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto nel 250° anniversario, davanti alle autorità civili e a molti fedeli. Un gesto, quello dell'incoronazione, che significa riconoscere Maria come regina, ha spiegato Monsignor Tanasini. Di più, significa riconoscere Maria incoronata, sebbene in abiti popolari, regina della comunità. La sovranità di Maria non è la sovranità del mondo, è la sovranità dell'umiltà, è la sovranità della madre, è la sovranità di chi si prende cura, di chi esprime meglio il suo potere, la sua potenza, quello che ha ricevuto da Dio per noi. Il gesto di Maria, raffigurata nell'icona nell'atto di sostenere il braccio del figlio benedicente, si ripete anche oggi, ogni giorno, in ogni circostanza dell'esistenza. Di qui l'invito del Vescovo a rinnovare quella devozione. Nel cuore ciascuno di noi prenda quelle corone e le ponga sul capo della Vergine. Ognuno di noi faccia questo gesto nel suo cuore e dica: tu sei la mia regina. Io voglio essere guidato da te. E nel corso della celebrazione, presieduta ieri nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, il Vescovo ha presieduto il rito per l'ammissione agli ordini sacri di 4 fedeli della nostra diocesi, che hanno così compiuto il primo passo formale nel cammino verso il diaconato permanente. Si tratta di Mario Mendicino della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari, maresciallo dei Carabinieri a riposo, Pietro Gianelli della parrocchia di San Massimo a Rapallo, imprenditore, Francesco Chiola di Rapallo, insegnante che presta servizio pastorale nelle parrocchie di Tasso, Boasi e Valle Bona in Val Fontana Buona, e infine di Gerardo Prato, geometra in pensione della parrocchia di Baccezza a Chiavari. Nuova sede per la Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto in via Vinelli a Chiavari. È stata inaugurata ieri mattina con la benedizione di Monsignor Alberto Tanasini e il consueto taglio del nastro. Il Vescovo ha ribadito l'importanza dell'operato della Società Operaia Cattolica, che da oltre 135 anni opera al servizio della comunità. Presente anche il Presidente Stefano Franceschini, che ha sottolineato la soddisfazione per la nuova sede e la speranza di attirare nuovi soci per una realtà che ha sempre bisogno di forze e idee nuove. Tra le iniziative della società operaia, anche quest'anno, in prossimità delle feste pasquali, ci sarà la distribuzione del pane benedetto all'esterno della cattedrale, il cui ricavato è devoluto in favore della mensa dei poveri, curata dai frati cappuccini. C'è tempo fino all'11 di settembre per presentare le richieste di finanziamento legate alla misura del programma di sviluppo rurale dedicata all'antincendio boschivo. Il finanziamento complessivo ammonta a 6.527.000 euro. È stato introdotto il limite di 400.000 euro per ogni singolo progetto. Sono ammesse spese per investimenti per il ripristino delle infrastrutture di protezione degli incendi, per interventi di coltivazione dei boschi, di manutenzione delle fasce tagliafuoco e per le particelle destinate al pascolo in aree a rischio incendio. Inoltre sarà possibile finanziare azioni per contrastare il cinipide del castagno e per il rinnovo forestale, per l'acquisto di attrezzature per la prevenzione e il monitoraggio degli incendi e anche per le attrezzature di comunicazione. Tutte le informazioni su agriligurianet.it. Il Comune di Chiavari ha effettuato insieme ad Iren la pulizia e le videoispezioni dei canali di scolo delle acque bianche. Sono stati percorsi i condotti principali, quelli che da Piazza Roma e Corso Garibaldi confluiscono nel porto. Sentiamo. Due problematiche strutturali nei condotti di scolo che da Corso Garibaldi arrivano al porto non permettono il corretto deflusso delle acque piovane, con la conseguenza, nel peggiore dei casi, di allagamenti durante i fenomeni temporaleschi. Nella zona del porto, in un box, una occlusione e una diminuzione della sezione del canale del 50% di passaggio. Questo
è una problematica trovata molto importante, perché oltre a confluire il canale di Corso Garibaldi arriva anche quello primario di Piazza Roma. Poi proseguendo invece verso monte, sempre con le videoispezioni e i controlli, abbiamo sotto, dal dopolavoro, vicino alla ferrovia e sotto, abbiamo riscontrato un vorto crollato, il quale è stato rimosso e messo in sicurezza anche tutto il materiale che era depositato sul fondo del canale. Abbiamo trovato anche una tubazione di fognatura dismessa, anche questa abbandonata, anche questa è stata rimossa e messa in sicurezza. Proseguendo poi verso l'incrocio di Corso Sarotti e Corso Garibaldi, lì in origine i canali che portavano via le acque piovane erano 2. Ora, quello di Corso Garibaldi, al centro di Corso Garibaldi, è ancora quello esistente e funzionante, che anche lì abbiamo messo parecchie bocchette di ispezione e l'abbiamo controllato. Quello invece sul retro di Corso Garibaldi, causa l'autorizzazione che avevano dato negli anni 70 per la costruzione di un'autorimessa, questo è stato praticamente creato un sifone che ad oggi è completamente otturato. In particolare la problematica dell'autorimessa tra via Garibaldi e via Sarotti è quella che causa gli allagamenti in via Rivarola, su cui l'amministrazione sta lavorando insieme ad IREN e ATO per la progettazione di nuovi condotti alternativi. Per quanto riguarda il porto, il Comune ha già finanziato la gara per la progettazione di una deviazione del canale che garantisca la massima portata delle acque. Una nuova ambulanza in dotazione alla Croce Rossa per il comitato di Riva Trigoso. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio al Parco Monti Leone, nel quartiere della Lavagnina, nelle vicinanze della sede distaccata del comitato aperta lo scorso anno. Il nuovo mezzo di soccorso donato alla Croce Rossa dal signor Gianfranco è un'ambulanza di rianimazione. Erano presenti all'inaugurazione i sindaci di Sestri Levante di Casarza Ligure, Valentina Ghio e Giovanni Stagnaro, il consigliere regionale Claudio Muzio e il medico della Croce Rossa italiana Daniele Ventura. Taglio del nastro per una nuova stalla in Val Fontanabuona. Sabato pomeriggio è stata inaugurata la nuova struttura che è stata realizzata a San Colombano Certenoli. Titolare dell'azienda agricola è Patrizia Federigi, che attualmente cura una ventina di mucche, la maggior parte di razza pezzata rossa italiana, mentre i restanti blu e belga. Gli animali sono allevati in maniera non intensiva, con le vacche al pasco, le munte con tecnica tradizionale. La moderna stalla, oltre ad essere un luogo sicuro per gli animali, agevolerà le manovre di mungitura utilizzando un sistema più moderno. Alla festa hanno partecipato molte persone e i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Ora la rassegna stampa, poi le altre notizie e gli ultimi aggiornamenti. Il Corriere della Sera titola Migranti, le nuove regole, oggi Conte alla Camera per la fiducia, riforma e crescita, sarò il garante, distribuzione preventiva e accoglienza diffusa, Roma tratta con l'Europa, l'apertura anche di Parigi e spunta la cabina di regia per lenire le tensioni nella maggioranza. La sfida quasi impossibile secondo Federico Fubini è quella di conciliare cuneo fiscale, la riduzione quindi delle tasse sul reddito dipendente, IVA e deficit. Andiamo ancora avanti con lo sport, il ferrarista in testa del primo all'ultimo giro vince il duello con Hamilton, Leclerc capolavoro in pista, Monza celebra un campione. E poi Trump annulla il vertice segreto, salta l'accordo con i talebani, il conflitto afghano che vuole terminare sicuramente la Casa Bianca. Verso il 2020 l'Italia batte la Finlandia, gli europei ormai soltanto ad un passo e poi vediamo data room di Mirena Gabbanelli, l'Italia digitale il 30% non usa internet. Si parla addirittura di analfabeti digitali, il futuro a rischio, il deficit di competenze tecnologiche degli italiani e un freno per l'occupazione e per l'innovazione. La soluzione sarebbe una formazione continua e obbligatoria. Passiamo invece adesso al secolo XIX che titola appunto Salvati 50 profughi, il caso migranti, banco di prova del nuovo governo, l'EU cancellare subito le leggi volute da Salvini e la Francia ora apre a forme di collaborazione, il commento di Cristian Rocca, la svolta indispensabile sui soccorsi. E poi ancora il colloquio con il ministro dell'istruzione Fioramonti, giù l'IVA dei prodotti ecocompatibili. L'intervista invece al dirigente nazionale,
nonché ligure, Rixi della Lega. Se vuole la Gronda possiamo aiutare la ministra De Micheli. E poi ancora il trionfo Ferrari a Monza, Leclerc re di Monza, Ferrari in trionfo dopo 9 anni. Allevatori liguri uniti ai piemontesi, ora incentivi per i più giovani. E poi Parco di Portofino, parla il neodirettore, ridurremo il numero dei cinghiali. Oltre 100.000 persone nel Levante, a ottobre scatta il censimento dell'Istat in 13 comuni, andiamo a vedere, 13 comuni chiamati a partecipare alla consultazione permanente nazionale, aderire è obbligatoria, sanzioni per chi non lo fa, attivato anche un numero verde. Allora andiamoli a vedere questi comuni del nostro Levante: Avegno, Borzonasca, Camogli Chiavari, Lorsica, Lumarzo, Moneglia, Nerone, Rapallo, Recco, Sestri Levante, Tribogna e Zoagli. Andiamo invece adesso a Chiavari, sempre dal Levante del secolo XIX, zona rossa alla regione replica i sindaci pronti al confronto tecnico e politico. L'assessore Gianpetrone rassicura gli amministratori, ma ricordo che la discussione sulle scelte va avanti da oltre un anno. Incendio in uno scantinato sabato sera a Gattorna, in una traversa di Via del Commercio. L'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari ha estinto rapidamente le fiamme, evitando il propagarsi del rogo agli appartamenti ai piani superiori. Nessun danno a persone e danni limitati al locale, che conteneva oggetti di vario tipo. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Emanuele, un saluto a chi ci segue da casa. È tornato il sereno questa mattina dopo un fine settimana di tempo perturbato, con forti temporali tra sabato e domenica e ancora instabilità e piogge fino a ieri notte, culminata poi con una tempesta di fulmini. A Chiavari, intorno alle 23 di ieri, una palma è caduta in Viale Arata, danneggiando alcuni scooter che erano posteggiati lì sotto. A Pieve Ligure, il campanile della chiesa di Santa Croce è stato danneggiato in maniera consistente da un fulmine. La costruzione, come vedete, si trova sulle alture di Pieve, a circa 500 metri di altitudine, ed è stata colpita nella notte tra il 7 e l'8 settembre. Il sindaco di Pieve, con un'ordinanza, ha interdetto l'accesso alla chiesetta e nell'area circostante, per tutelare l'incolumità dei cittadini e di chi ci va in gita. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Pareggio a reti inviolate, 0-0 per la Lavagnese, impegnata nella seconda giornata del campionato di Serie D. Contro i padroni di casa i bianconeri portano a casa un pareggio che vale il terzultimo posto in classifica. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda come sempre alle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.